Autovelox non omologati e multa bocciata in Cassazione. Il caso della tangenziale di Treviso rischia di far saltare i bilanci dei comuni del Veneto. Il sindaco di Treviso e presidente Anci Conte chiama il ministero e si appella ai cittadini. E parla l'avvocato che ha scoperchiato il vaso di Pandora. Non sono il fleximan legale, è una battaglia di tutti. Mi dispiace per i sindaci, ma va fatta chiarezza. Tragico incidente sulle Dolomiti d'Ampezzo Cortina, una donna muore dopo essere precipitata per 300 metri nel canale Comici al Sorabis. Quarto raid in 6 mesi nella stessa palazzina accade in un condominio di Treviso. I residenti non ne possono più, ora basta, dicono. Controlli dei carabinieri a Casale, fermati un 49enne e un 26enne con dosi di monkey dust o polveri di zombie, una pericolosa droga sintetica in voga tra i giovanissimi. Finanziamento legale e trasparente, la deputata trevigiana Dem Scarpa nel mirino delle polemiche conferma di aver ricevuto fondi d'agenda ma esclude qualsiasi rapporto con Soros. Giovane cameriere di una pasticceria di Conegliano trova nel locale un portafogli dimenticato con all'interno 360 euro e lo restituisce. Il suo racconto. Rugby, torna il campionato, il Benetton batte gli inglesi dei Dragons con una netta vittoria per 36-19 davanti al pubblico amico di Monico. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. In primo piano per questa edizione trevigiana dei nostri telegiornali il caso degli autovelox. In principio era Fleximan, adesso invece nel mirino ci sono gli autovelox non omologati. Uno tsunami partito da Treviso, da un caso specifico in tangenziale e che rischia di avere ripercussioni in tutta Italia, soprattutto per le casse comunali. Un chiarimento al Ministero è stato chiesto nelle scorse ore dallo stesso sindaco di Treviso Mario Conte, che come sapete è anche presidente dell'ANCI. Si chiede quindi chiarezza, ma c'è anche un appello ai cittadini, soprattutto agli automobilisti. Partiamo da qui. Speriamo che nei prossimi giorni venga messa la parola fine a questa contraddizione normativa da parte del governo, anzi lancio davvero questo appello perché il libera tutti nelle strade rischia di diventare davvero pericoloso, perché l'idea che si possa correre in modo impunito a qualsiasi velocità in tutte le strade francamente mi preoccupa molto. Terremoto autovelox, preoccupazione per la sicurezza stradale ma anche per le decine di milioni di euro, almeno 50 per il solo Veneto, già messi a bilancio dai comuni e che ora rischiano di saltare. La sentenza della Cassazione, che ha annullato la multa dell'autovelox in tangenziale a Treviso, rischia di avere l'effetto di una valanga in tutti i comuni d'Italia dove è stato installato questo tipo di apparecchiatura per il rilevamento della velocità. Autovelox autorizzati dal Ministero ma non omologati perché ancora non esistono i parametri di omologazione stabiliti, una contraddizione normativa che potrebbe tradursi in una tempesta di ricorsi con ottime probabilità di venire accolti. Solo a Treviso sono a rischio tra i 5 e i 6 milioni. Treviso che di fatto ha congelato le sanzioni che verranno elevate da ora in avanti, essendoci 90 giorni di tempo per la notifica, 90 giorni nei quali il sindaco Conte spera venga risolta la questione. Parlo per tutti i sindaci del Veneto che hanno degli autovelox che, ripeto, sono degli strumenti di sicurezza stradale. Gli autovelox, per esempio in tangenziale, ci hanno consentito di azzerare la mortalità e l'incidentalità di quella strada e quindi chiediamo che venga fatta chiarezza, che venga corretta la norma, perché così si è creato un cortocircuito dannoso soprattutto per i nostri cittadini. Diversa la posizione del presidente della provincia di Treviso, già in passato polemico sugli autovelox utilizzati, disse, per fare cassa. A me viene in mente la ratio iniziale di questo strumento, cioè essere applicati in quelle strade extraurbane dove i limiti sono a 90 all'ora e dai, insomma, se si corre a 90 all'ora mica è proprio una velocità così bassa. Nel tempo poi insomma ci sono stati abbassamenti di limiti a 70, a 50, abbiamo visto il caso di Cadoneghe e questo insomma diventa difficile da giustificare a coloro che prendono una multa a 56 km all'ora che dedotti dei 5 arriva a 51, ed è vero che c'è una regola, ma è altrettanto vero che è una regola che è cambiata nel tempo e porta a un sentimento di ingiustizia.
E parla anche l'avvocato automobilista che ha scoperchiato questo vero e proprio vaso di Pandora, l'avvocato Andrea Nalesso. Non mi sento il flexman legale, ma ho fatto una battaglia per me e per gli utenti ai fini del rispetto della legalità. Una battaglia personale che è diventata una battaglia cui tutti possono usufruire. Da avvocato civilista Andrea Nalesso sa benissimo di aver scoperchiato un vaso di Pandora. È lui infatti l'uomo del momento nella duplice veste di multato e legale. È il 2020 quando Nalesso si trova in tangenziale a Treviso, direzione paese, all'altezza di Sant'Angelo, il flash. È stato accertato una velocità di 96,4 km/h, considerando la tolleranza di 5 km ho sforato di 1,4 km il limite di velocità ivi consentito. Proprio in quei giorni erano uscite già delle sentenze dei giudici di pace che riguardavano la regolarità e la mancata omologazione delle apparecchiature autovelox. E quindi ho approfondito la questione e ho ritenuto opportuno fare ricorso. Ricorso che fa leva quindi sulla differenza che intercorre tra autovelox autorizzato e autovelox omologato. Mentre una circolare ministeriale li considera termini equipollenti, il codice della strada, che è legge e quindi di rango superiore, li distingue in modo netto, dicendo che da sola l'autorizzazione non basta. La lettera della norma parla chiaro, le procedure sono distinte, autonome e devono essere effettuate entrambe. Non è la prima volta che i tribunali affrontano il nodo, ma è la prima volta che si esprime la Cassazione. Però direttamente era la prima volta. Questo devo dire non è merito mio, perché è il Comune che ha ritenuto di adire il Supremo Collegio per verificare effettivamente la regolarità dell'accertamento. Un boomerang sostanzialmente. Sostanzialmente un boomerang, sì. Io non volevo scatenare nessun tipo di terremoto, non volevo creare questo pandemonio, a dire il vero, e mi auguravo che nel frattempo le autorità agissero di conseguenza. Nalesso si rivolge anche a Mario Conte e più in generale a quei sindaci ora in imbarazzo. Mi dispiace di questa situazione, vorrei che si risolvesse senza danni per nessuno, né per le autorità locali né per gli automobilisti. Tutto qua. Omologati o meno, gli autovelox fanno sempre discutere, questo l'umore in Piazza dei Signori. Avevo fatto un ricorso anni fa sull'autovelox, quello prima del Ponte della Libertà se non sbaglio, e l'avevo vinto perché appunto non era omologato e quindi c'era stata una diatriba all'epoca, me ne parlo ancora di 10 anni fa. Lo aveva fatto davanti al giudice di pace? Davanti al giudice di pace, sì, perché era già stato vinto da altri sullo stesso autovelox e quindi di conseguenza avevo fatto anche io. Bisognerebbe far chiarezza e omologarli ovviamente, altrimenti non ci sono alternative, altrimenti si tolgono tutti. È un bene per le multe, sarebbero meno multe, però forse un male per la sicurezza. Va assolutamente chiarita questa cosa, per fare chiarezza. Come al solito viviamo in un paese in cui purtroppo non sempre le regole sono seguite e il fatto dell'omologazione non è corretta e bisognerebbe fare qualcosa, però non so trovare una soluzione sinceramente. Dipende come si usa l'autovelox, chiaramente se c'è una logica di sicurezza allora ben venga la ragione di un controllo che sia sempre adeguato. Se invece è una questione solo di riempire le casse del comune allora vanno bene così come sono. A parte l'omologazione, non trovo in sé il velox che in alcuni punti non serve. Cosa dire? Secondo me è solo questione di incassare, fare fondi per i comuni e le regioni, eccetera. Sono favorevole, sì. Favorevoli agli autovelox? Sì. Perché posso chiedere? Perché la gente va troppo veloce. Quindi indipendentemente dall'omologazione? Sì, secondo me sì. Va usato in maniera diversa, secondo me. Come? In maniera intelligente, non con le imboscate, ma segnalato e poi con i nuovi sistemi eventualmente che non misurano la velocità del punto ma la velocità media. Quindi un minimo di regolamentazione secondo me ci deve essere, però è un valido deterrente per salvare le vite. Questo è il mio pensiero. Ci sono troppi incidenti, quindi io sono favorevole a tutto ciò che sia un deterrente a morti, e ce ne sono parecchie, quindi soprattutto nei giovani. Quindi le dice omologati o meno, l'importante insomma è raggiungere l'obiettivo. Sicuramente sì.
La cronaca li hanno scoperti in possesso di una droga sintetica, la Monkey Dust, detta polvere di zombie, e diversi flaconi di miscela di nitrile, considerata una sostanza di tipo allucinogeno. Così un 49enne di Treviso e un 26enne di Mogliano Veneto sono stati denunciati dai carabinieri. I due erano stati fermati a Casale sul Sile, in possesso di pochi grammi, nel corso di un servizio di controllo del territorio. La polvere di zombie è uno stupefacente molto diffuso nel Regno Unito e da qualche anno è sbarcato anche nel nostro paese, quindi anche nella Marca trevigiana. L'assunzione può provocare effetti collaterali di paranoia e aumento dell'agitazione che possono portare anche a comportamenti violenti. Sono particolarmente in voga, e questo è il problema, il vero problema, tra i giovanissimi. Raffica di furti in zona San Pelaio, Palazzina presa di mira, 4 tentativi di effrazione in soli 6 mesi. I residenti, come ci racconta Edi Calimano, sono davvero esasperati. In casa nostra hanno tentato di entrare all'ora di pranzo del giorno di Pasqua, perfettamente senza timore di essere visti né niente. C'era il portone d'ingresso con evidenti tentativi di effrazione, non sono riusciti ad entrare perché è protetto, però hanno provato pesantemente facendo anche parecchi danni. Il tentativo di forzare il portone d'ingresso, con probabilmente quello che dai segni sembra essere stato un piede di porco. Portone blindato, il colpo fallito. Erano circa le 12:30 del 30 marzo, giorno di Pasqua, quando i malviventi hanno fatto irruzione nella palazzina di via Sartorio, laterale della principale via San Pelaio a Treviso. Eravamo fuori come di consueto per pranzo, come abbastanza normale. Alcuni vicini erano in casa ma non hanno sentito nulla e sta cosa ha lasciato parecchio allibito. Il fatto stesso che non si facciano problemi né di orario né di momenti ci ha parecchio lasciato sconcertati. Nei mesi successivi, nei giorni successivi ci siamo attrezzati per segnalare la cosa alle forze dell'ordine e mettere in atto alcune difese. Purtroppo stanno insistendo qua sulla zona alla luce non so di cosa. In alcuni casi hanno tentato dai terrazzi fuori, in altri casi dal vano scale. Riescono a penetrare evidentemente forzando delle serrature abbastanza semplicemente, saranno attrezzati, non lo so, oppure non hanno niente da perdere, e poi sono passati ai portoni delle abitazioni. È l'ennesimo tentativo di furto nel palazzo di via Sartorio, 4 in soli 6 mesi, uno andato a segno e un altro risalente a dicembre tentato con i proprietari dentro casa. I ladri avevano provato infatti a fare irruzione dalla finestra dell'appartamento al primo piano che affaccia direttamente sulla via con gli inquilini all'interno, ma forse intimoriti dalla loro presenza sono immediatamente fuggiti. Tra le persone che abitano nel condominio preso di mira c'è rabbia e sconforto. Le cose sono state segnalate alle forze dell'ordine e quindi sono a conoscenza delle forze dell'ordine, anche perché per segnalare appunto la zona, e di conseguenza poi personalmente abbiamo già messo in atto delle cose. Ci sentiamo bersagliati, abbiamo messo in atto delle difese, ne metteremo in atto delle altre, quindi speriamo che questa cosa termini al più presto, perché insomma non è piacevole per nulla. E sono ore di apprensione per il poliziotto 49enne Stefano Del Piero, colto da un malore fulminante. È ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Cafoncello, dove sta lottando tra la vita e la morte. Condizioni tuttora gravissime quelle in cui versa Stefano Del Piero, il poliziotto 49enne in forza alle volanti di Treviso. Residente a Pordenone, Del Piero è stato colpito da un malore nella notte tra mercoledì e giovedì, appena concluso il turno serale di pattuglia. Una normale giornata di lavoro senza particolari criticità, rimaste da svolgere solo le ultime formalità prima di tornare a casa. Un infarto improvviso, il poliziotto si è accasciato a terra nell'ufficio della questura. A trovarlo esanime il collega che era con lui in turno e che si era assentato per andare a fare rifornimento poco distante. Immediato l'allarme lanciato al SUEM 118, intervenuto prontamente sul posto. Dopo lunghe operazioni di rianimazione il poliziotto è stato trasportato al Cafoncello, ricoverato in terapia intensiva con prognosi riservata. Le speranze che possa farcela sono ridotte al lumicino. Accanto a lui la famiglia e i colleghi della polizia, aggrappati alle sempre più flebili possibilità di un miglioramento delle sue condizioni. Adesso basta, questo è lo slogan che ha unito CGIL e UIL questa mattina in piazza per la manifestazione contro il governo, e si guarda già al 1° maggio.
Uniti sui temi, divisi sui modi, determinati a difendere la sicurezza sui luoghi di lavoro con azioni concrete ma divisi su come portarle all'attenzione del governo. Oggi a Roma, con lo slogan "Adesso basta", sventolavano le bandiere di CGIL e UIL per la marca in piazza, guidati dai sindacati almeno in 500, in 3.000 da tutto il Veneto. Noi denunciamo il fatto che si sta facendo poco o addirittura nulla rispetto al problema degli infortuni sul lavoro. Al telefono da Roma il segretario della CGIL trevigiana Mauro Visentin, che torna a denunciare il sistema degli appalti che impoverisce il lavoro e priva i lavoratori di tutele essenziali, soprattutto di formazione sulla sicurezza. Questi infortuni sul lavoro non sono più tollerabili e noi dobbiamo smuovere le coscienze. Lavoreremo, lotteremo fino in fondo per ottenere questo risultato. Così il segretario regionale della UIL Roberto Toigo. In piazza per difendere anche la sanità pubblica. Dovremo ricercare un terreno comune perché i problemi sono comuni, commenta Visentin. L'assenza dei colleghi della CISL, cui CGIL e UIL danno l'appuntamento ora al 1° maggio in piazza Monfalcone per la festa dei lavoratori. È fatica stare in piazza, è fatica a scioperare, però è anche così che si porta all'ordine del giorno e si mette sotto la discussione negli occhi di tutti, dell'opinione pubblica, e in particolar modo la necessità di intervenire in maniera urgente. Ed è proprio dedicata alle morti sul lavoro, alla sicurezza sul lavoro, la manifestazione organizzata per domani all'ippodromo Sant'Artemio di Treviso da Villa Margherita Inclusiva. Si parte alle 16:30, tanti gli ospiti che si alterneranno sul palco con la nostra Mirella Tuzzato, sindacati, politici, associazioni. È presente anche lo psicologo Mirko Casteller, in collegamento Carlo Soricelli dell'Osservatorio Nazionale Morti sul Lavoro. Così domani a Villa Margherita Inclusiva all'ippodromo di Sant'Artemio. E c'è profondo cordoglio a Far di Soligo per la morte a soli 4 mesi della piccola Noemi, che se n'è andata a causa di una malattia metabolica congenita rara che l'ha strappata all'affetto di mamma Mary e papà Christian Dall'Arche. I genitori con grande coraggio hanno voluto rivolgere un appello alla cittadinanza per aiutare la ricerca sulle malattie rare e più precisamente tutte quelle associazioni che li hanno aiutati in questi mesi complicati, a partire dall'associazione padovana Cometa Asme. Il ringraziamento è stato esteso anche agli operatori di Padova e Treviso, gli operatori sanitari. I funerali si terranno lunedì alle 15 a Fara di Soligo. La pagina politica, iniziamo da un caso, il caso che ha interessato, che sta interessando in queste ore in maniera particolarmente turbolenta la deputata Dem trevigiana Rachele Scarpa. Sullo sfondo c'è un finanziamento, ma sentite. Nessun problema a confermare che nella campagna elettorale del 2022 e nei termini di legge previsti ho avuto, come molte e molti altri candidati del campo progressista, un sostegno dall'associazione Agenda. È la deputata trevigiana Rachele Scarpa, con una nota, a cercare di mettere ordine alle notizie che hanno associato la sua corsa elettorale alla figura del magnate ungherese George Soros. Sorpresa quasi dalla notizia diffusa dal quotidiano Il Giornale, che ha tradotto in pagine documenti, come lei stesso conferma, assolutamente pubblici e trasparenti. I numeri: la somma è pari a 24.000 euro suddivisi in 2 tranche, 20.000 più 4, soldi utilizzati principalmente per produrre materiale video e cartaceo a sostegno della sua campagna elettorale. Agenda, continua Scarpa, è un'associazione italiana a cui sono iscritta da prima di essere deputata. La sua missione è quella di sostenere nel nostro paese e in Europa politiche di valorizzazione delle donne, battaglie sui diritti, che sono anche le mie battaglie. Preferisco, aggiunge la deputata trevigiana oggi a Roma per la manifestazione dei sindacati, accettare fondi da questi soggetti piuttosto che da imprenditori che hanno forti e legittimi interessi sul territorio. Torna Scarpa sul suo impegno a favore delle marginalità che, polemicamente aggiunge, fanno gola in politica solo a pochi finanziatori. Un incendio spento ancora prima di divampare, dunque. A soffocare gli ultimi focolai il comunicato della stessa Agenda, no profit, fondata dall'ex guru elettorale di Obama, Jessica Scherer, che definisce false e infondate le relazioni tra l'associazione e Soros. Un collegamento tra i due reso noto solo un mese fa dall'agenzia di stampa di N Kronos, quando la comunicazione di 2 versamenti per un totale da 1 milione di euro ad Agenda arrivò in Parlamento. Versamenti ad opera di una fondazione svedese presieduta da Daniel Sachs, vicepresidente dell'Open Society, fondazione che fa capo proprio al magnate ungherese.
E rimaniamo in campo politico con le tensioni all'interno del centrodestra. Come sapete è stata una settimana difficilissima, segnata dallo scontro tra Tosi e Alberto Stefani, quindi tra Forza Italia e Lega. I segretari provinciali cercano di stemperare i toni, ma fino a un certo punto. Fabio Chies dice chiaramente Forza Italia cresce e a qualcuno questo dà fastidio. Di questo passo si va verso le elezioni europee, dove di fatto è un'elezione dove si va a votare con un sistema proporzionale. Siamo in campagna elettorale, per cui io tendo a minimizzare queste schermaglie che sono funzionali anche a una campagna elettorale che sta entrando nel vivo. Non vuole drammatizzare lo scontro tra segretari regionali il numero 1 della Lega trevigiana Dimitri Coin, ma è chiaro che quella appena trascorsa è stata tra le settimane più tese nella storia del centrodestra, con il leghista Alberto Stefani che ha dichiarato Forza Italia fuori dalla maggioranza in Veneto, mentre Flavio Tosi, tranchant, ha ribattuto che in realtà gli azzurri sono sempre stati esclusi da Zaia. I livelli locali, alle prese con la chiusura delle liste in decine di comuni, sono più cauti, ma le punzecchiature non mancano nemmeno nella Marca. Il nostro partito è in crescita, sia grazie al lavoro di Tajani a livello nazionale, che sta facendo un ottimo lavoro, sia con Tosi a livello regionale, sia nelle province. Insomma, ci stiamo muovendo tutti, e quando ti muovi vai un po' di fastidio agli alleati che non sono abituati, lo dai, ma questo sta nelle cose. La tensione più evidente, con relativi fastidi, è a Preganziol, dove il candidato proposto da Forza Italia Dino Vecchiato si è ritirato dalla corsa, con la Lega che sostiene il nome di Fratelli d'Italia Gianni Cestaro, pronto a presentarsi ufficialmente lunedì alla presenza del ministro Nordio. Avevamo pensato fino all'ultimo che si potesse trovare la sintesi in nome di un candidato che univa tutti, questo non si è riuscito a fare, adesso valuteremo nei prossimi giorni qual è la direzione migliore da prendere. Preganziol purtroppo non si è riusciti a mettere assieme tutta la squadra, adesso vediamo le prossime settimane, perché c'è ancora tempo fino all'11 del prossimo mese per presentare le liste, insomma se Forza Italia si aggregherà alla compagine, diciamo, che si è formata tra Lega e Fratelli d'Italia, e quindi vediamo di provare a serrare i ranghi anche su Preganziol. Fa da pacere, ma fino a un certo punto, il meloniano Borgia. Non è mia abitudine intervenire nelle discussioni degli altri partiti e soprattutto nelle varie baruffe chioggiotte, come si suol dire. Io spero, insomma, che torni sereno, perché i cittadini ci votano intanto per il buon governo del centrodestra e anche e soprattutto perché siamo uniti e solitamente risolviamo i problemi e i bisogni della gente. Claudio Borgia, che questa mattina era quinto di Treviso per sostenere la sindaca uscente Stefania Sartori, che di fatto la cui nomina ha spaccato il centrodestra. Non mi piace denigrare gli altri e vorrò invece portare avanti il mio programma e far capire la vera Stefania, che si ricandida a guidare Quinto di Treviso. Dopo i veleni con la Giunta e il suo ormai ex partito, la Lega, Stefania Sartori ci riprova e si ricandida alla guida di Quinto, sostenuta da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e una civica che porta il suo nome. Con un'altra squadra, perché la vedo molto più entusiasta e io sono stata un po' tagliata fuori dal mio vecchio partito, al quale non appartengo più perché non ho rinnovato la tessera, non sono stata supportata e quindi per portare a termine i miei progetti ho bisogno di un altro mandato e quindi mi ricandido con un'altra squadra. I nomi della nuova squadra si sapranno prossimamente, ma dopo settimane di trattative l'accordo con Fratelli d'Italia è stato siglato. Per portare a casa un risultato nel bene del Comune Quinto, nel bene dei cittadini e per guardare al futuro, perché Quinto ha bisogno veramente di una svolta. Tra i progetti di Stefania Sartori per Quinto, uno le sta particolarmente a cuore. Mi sono concentrata e sono più di 2 anni che lavoro per portare nei nuovi piani di zona la realizzazione di una comunità per ragazzi disabili con alta disabilità, che è quello che ci serve nel territorio. Centrodestra invece unito a Roncade per Marco Donadel. Maggior ascolto, sicurezza, giovani, dare nuova linfa agli imprenditori, al territorio, sport, tutti i punti importanti del nostro programma.
Mette in fila le priorità per Roncade Marco Donadel, 43 anni, consulente finanziario assicurativo, sposato, 2 figli, da sempre in consiglio comunale in minoranza, ma assessore alla sicurezza di Mogliano Veneto nella giunta Bortolato. Un curriculum, il suo, che ha messo d'accordo, affare non scontato viste le 1000 tensioni, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Molta fatica nel riunire il centrodestra io non l'ho fatta, proprio perché c'è una grande voglia di cambiamento e quindi ognuno si è seduto al tavolo e si è cercata quella che era la soluzione migliore per dare un cambio di passo a Roncade. Oltre ai segretari di partito, al castello di Roncade si sono presentati tra gli altri anche il sindaco di Mogliano Davide Bortolato, il collega di Quarto d'Altino Claudio Grosso, da Tarzo Gianangelo Boff, ma con Donadel ci sarà pure una lista civica senza colori. La mission del resto sembra ambiziosa. Diciamo che negli ultimi anni molto probabilmente è mancato l'ascolto dei cittadini. Riportiamo Roncade ad essere attrattiva non solo dal punto di vista degli eventi, della cultura e altro, ma anche per fare in modo che arrivino anche i giovani imprenditori qui nel nostro territorio. Vogliamo dialogare con quelli che sono le proprietà, dare delle agevolazioni per fare in modo che vengano calmierati gli affitti e dare modo che vengano riaperti i negozi, riaperte le vetrine, non solo nel centro ma anche nelle frazioni. Centrodestra che torna invece a frantumarsi, come ben sapete, a Vittorio Veneto, dove Indipendenza Veneta ha deciso di schierarsi con Giovanni Braido. Alle liste che appoggiano la candidatura di Giovanni Braido a sindaco di Vittorio Veneto, Lega, Liga Veneta, Fratelli d'Italia, Forza Vittorio e lista Braido sindaco, si aggiunge la lista Indipendenza Veneta. Indipendenza Veneta appoggia Braido e non Darè. Per quale motivo? Perché la nostra militanza ha trovato in Giovanni Braido la persona giusta per guidare Vittorio Veneto, perché ha ascoltato le nostre, diciamo così, priorità, che sono legate soprattutto alla cultura e al legame profondo che deve esserci con il territorio. A Vittorio Veneto il centrodestra è spaccato, una spaccatura che potrebbe avvantaggiare gli avversari. Braido sa che tra gli sfidanti avrà anche Darè. Guardi, da una parte ci sono solo chiacchiere e distintivo, dall'altra parte con me ci sono certezze, realtà, certezze che vengono dal 1999 fino al 2009, quando ho fatto 10 anni di mandato. I cittadini vittoriesi sanno quello che io ho fatto, sanno che se prometto una cosa è quella. La lista Indipendenza Veneta spiega perché non teme la spaccatura. Questa spaccatura, secondo lei, potrà avvantaggiare gli avversari? Ma io credo di no, perché comunque diciamo, almeno noi confidiamo su Giovanni Braido perché crediamo che possa portare a casa un risultato pieno. Poi è ovvio che le spaccature non fanno mai bene. Io ho invitato più volte, non solo a Vittorio ma anche in altri comuni, a ritrovare una certa compattezza, perché sai, noi non siamo un partito italiano, però per quel poco che conta noi diamo anche dei consigli e l'abbiamo visto in Veneto, abbiamo perso Padova, Verona e Vicenza. Riflettete ragazzi, cari segretari insomma, dei partiti italiani, non possiamo regalare queste città a una sinistra che con il territorio non c'entra assolutamente nulla, se non almeno per i valori che ci legano alla nostra terra. Vi mostro queste immagini che ci portano a Silea, eccole le immagini dei vigili del fuoco che hanno operato sul fiume Melma per una macchia oleosa. La squadra intervenuta ha posizionato dei panni oleo assorbenti per arginare e tamponare la chiazza. Le cause dell'origine della macchia sono al vaglio dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Così dunque nel torrente Melma a Silea. Pronti per andare a Conegliano, ma lo faremo subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in studio per raccontarvi di un gesto tutt'altro che scontato, soprattutto in questi tempi, la storia di un cameriere che ha restituito a una cliente il portafogli che aveva perso. Nicola Marcato l'ha intervistato per noi. Qui era seduta la signora? Sì, era qua seduta con un'altra signora e poi appunto quando si è alzata ha dimenticato il portafoglio, mi sono accorto e sono andato insomma a riconsegnarglielo e niente. Mi sembrava giusto
fare una cosa del genere, tutto qua. Nel centro storico di Conegliano si è verificato un episodio che ha riscaldato i cuori e dimostrato che l'onestà e la generosità sono ancora ben presenti nella nostra società. Lorenzo Freschi, dipendente della pasticceria centrale di via 20 Settembre, ha dimostrato tutta la sua onestà quando ha restituito senza esitazione il portafoglio dimenticato da una cliente affezionata. Il 27enne, senza neanche aprirlo, ha restituito il portafoglio alla donna, dimostrando che per lui l'importante era solo consegnare l'oggetto smarrito alla sua legittima proprietaria. Lei è rimasta piacevolmente colpita. Sì, perché poi appunto c'era una somma di denaro consistente all'interno e quindi non si era accorta di averlo dimenticato e quindi ha apprezzato il gesto. Quando la cliente ha ripreso possesso del suo portafoglio ha scoperto che all'interno c'erano tutti 360 euro, oltre ai suoi documenti e alle carte di credito. Questo gesto ha toccato profondamente la donna, che ha voluto ricompensare il cameriere per il suo nobile gesto. L'onestà di questo ragazzo va premiata, ha detto, e poi? Sì, c'è stata Le ha dato una mancia? Sì, mi ha portato una busta, io non ero qui presente nel momento che è arrivata, però poi me l'ha fatta recapitare. Questo gesto ha dimostrato che ci sono ancora persone come Lorenzo che incarnano i valori dell'integrità e della solidarietà. Clienti sbadati devono sperare di trovare camerieri come lui. Spesso, insomma, i clienti sono un po' distratti. Perché poi magari, non so, c'è tanto lavoro, c'è domenica, insomma la gente si è un po' più... capita che magari si distragga con i bambini o cosa e quindi capita sì, ogni tanto sì. L'oggetto più prezioso che lei ha trovato? Telefonini di solito sì, sono telefonini magari di ultima generazione. Ritorniamo a Treviso, dove è iniziata la lotta alla cocciniglia, un insetto che sta infestando i lecci del centro cittadino. Utilizziamo un insetto amato soprattutto dai bambini, la coccinella, per eliminare la coccinina, che invece è un altro elemento naturale che tende però a far morire le nostre piante. È iniziata il 16 aprile la liberazione di circa 2200 coccinelle lungo i viali di Città Giardino a Treviso e nell'area vicino al cimitero di Santa Bona per contrastare in modo naturale la cocciniglia, insetto che sta causando il disseccamento dei lecci, potendo potenzialmente causarne la loro morte. È una sperimentazione tutta naturale che ci consente di mettere al sicuro il nostro patrimonio verde senza però creare altri tipi di danni magari alla salute dei nostri cittadini. Il Comune di Treviso, infatti, in accordo con i servizi fitosanitari della Regione Veneto, ha attivato l'iniziativa di contrasto alla cocciniglia attraverso la lotta biologica, un motivo per non usare fitofarmaci e non danneggiare così l'ambiente e le persone. Non possiamo, per fermare un problema, crearne degli altri e credo che la natura ci dà sempre gli strumenti per poter far fronte a queste emergenze, perché in questo caso parliamo di una vera e propria emergenza che rischia di far perdere un patrimonio verde importante. Le coccinelle liberate negli scorsi giorni andranno ad eliminare la cocciniglia del leccio, ma anche altre cocciniglie presenti nei giardini dei privati e altri parassiti dannosi per le piante. Per non nuocere a questi insetti utili si raccomanda ai cittadini di non utilizzare pesticidi o concimi chimici nei giardini. Vi porto adesso lungo la Treviso-Ostiglia, dove è in programma una serie di iniziative tra il 3 e il 5 maggio. Diffusi lungo tutto il tracciato, per la prima volta raccolti in questa mappa che fotografa i 70 km della Treviso-Ostiglia. Per il terzo anno consecutivo, dal 3 al 5 maggio, torna il Treviso-Ostiglia Fest, che si svolge lungo la ciclabile che tocca le province di Treviso, Padova e Vicenza, ed entro fine anno anche Verona, meta degli amanti delle due ruote, ma non solo. E noi in questo momento stimiamo per difetto circa 800.000 passaggi, abbiamo in animo di mettere in campo tutta una serie di strumentazioni di identificazione, di conteggio appunto dei passaggi e di qualificazione di chi è l'utente della Treviso-Ostiglia, che però ha una duplice faccia: da un lato un luogo attrattivo per i turisti e di passaggio perché è un asse est-ovest che taglia il nord Italia, dall'altro però anche utilizzata fortissimamente come strumento interno e di movimento per i cittadini residenti. Le 102 iniziative che animeranno il Fest si possono trovare nel sito fest-treviso-ostiglia.it.
Street. Modale gravel, quindi attività più dedicate ad un pubblico adulto, ma anche ad escursioni in bicicletta che portano e partono dalla Treviso Stiglia per poi invece portare fuori a vedere proprio quella ricchezza di patrimonio rurale che è tipico delle nostre campagne venete. Dal Parco del Sile ai Colli Iberici, passando per i Colli Euganei, è un territorio ricco quello che attraversa la ciclabile, lungo il quale è possibile anche noleggiare le biciclette o pernottare in punti di agio e campeggio bed and bike. Antica linea ferroviaria pesantemente bombardata durante la Seconda Guerra Mondiale, i primi tratti della Treviso-Ostiglia sono stati aperti nel 2013. Si arriverà entro il 2025 a percorrere 120 km di ciclabile in sicurezza, asfaltata, parzialmente o anzi prevalentemente ombreggiata, ma soprattutto su sedime proprio. Lo sport, il rugby, torna il campionato e subito vittoria per il Benetton, una vittoria con bonus per i leoni di coach Bortolami che rimangono così in piena zona playoff nello United Rugby Championship. 36-19 il risultato finale contro i Dragons gallesi in un Monigo ancora tutto esaurito, 5 le mete segnate dai leoni, 3 nel primo tempo e 2 nel secondo e risultato mai messo in discussione. Con queste immagini andiamo adesso a Belluno. A Belluno, dove dobbiamo darvi conto di una tragedia che si è registrata nel pomeriggio nelle Dolomiti d'Ampezzo. Una donna è morta precipitando per 300 metri nel canale Comici al Sorapis, ma ci racconta tutto Tiziana Bolognani. Una nuova tragedia in montagna, stavolta a perdere la vita è un'alpinista non ancora identificata. Con un gruppo di compagni la donna stava affrontando la traversata del Sorapis da nord a sud. Arrivati al punto di appoggio lungo la difficile salita del canale Comici, il cambio d'assetto, sci in spalla e ramponi ai piedi. Sembra proprio che durante questa manovra la donna abbia perso l'equilibrio precipitando per 300 interminabili metri. Subito è scattato l'allarme alla centrale operativa del SUEM 118 di Pieve di Cadore. Falco ha imbarcato l'equipe medica con il personale del soccorso alpino. Il volo di avvicinamento è stato fulmineo ma vano. Al loro arrivo ai sanitari non è rimasto che constatare il decesso dell'alpinista per diversi e gravi politraumi. La donna è stata recuperata. La salma, consegnata al soccorso alpino della Guardia di Finanza, è stata portata nella cella mortuaria per gli accertamenti di rito. Sotto shock i compagni d'escursione ridiscesi a valle lungo il canale Comici in autonomia. Variante di Longarone, l'opera va avanti e c'è ampia disponibilità per studiare le modifiche richieste da amministrazione e cittadini. È questo l'esito dell'incontro fra il sindaco Roberto Padrin e Fabio Massimo Saldini, amministratore delegato di Simico e commissario di governo. Saldini venerdì scorso ha affrontato con il sindaco la possibilità di apportare alcune modifiche al progetto della variante, in particolare nel tratto tra la confluenza Piave Maè e il polo fieristico. La richiesta del comune di un gruppo di cittadini è quella di evitare il più possibile una strada sopraelevata in zona fiera, preferendo una carreggiata in trincea, quindi con minore impatto. Martedì prossimo sul tema ci sarà un incontro pubblico al quale la DD Simico ha dato la sua disponibilità a partecipare. Così dunque a Longarone per un tema molto sentito come quello della variante. E a proposito di Olimpiadi, di opere pubbliche, c'è un botta e risposta a stretto giro fra il sindaco di Cortina Lorenzi e il segretario provinciale di sinistra italiana ed ex sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Al centro della querela le opere olimpiche e il progetto per l'area ex stazione. Il primo cittadino ampezzano risponde a Perenzin: non accettiamo lezioni su come gestire Cortina d'Ampezzo. Schermaglie all'ombra delle tofane con un botta e risposta a distanza ma a stretto giro fra il sindaco di Cortina Gianluca Lorenzi e il segretario provinciale di sinistra italiana Paolo Perenzin. Al centro della disputa, manco a dirlo, le Olimpiadi dell'insostenibilità, come le ha bollate Alleanza Verdi Sinistra e Sinistra Italiana, che puntano il dito anche contro le scelte urbanistiche, decise oramai anche con benestare a maggioranza della provincia, che riguardano l'area ex stazione di Cortina. Non accettiamo lezioni da nessuna parte politica su come gestire Cortina d'Ampezzo,
pezzo la replica tranchant del sindaco Lorenzi. Non tollereremo interferenze da parte della provincia nella gestione dei singoli comuni, tuona il primo cittadino di Cortina, che esprime in una nota il suo plauso ai consiglieri di centrodestra che hanno votato a favore della variante di Cortina senza politicizzare la questione prettamente tecnica. Lorenzi spiega, meglio rispiega, che si tratta di un progetto di riqualificazione di un'area che necessita di interventi, che non si tratta di speculazione, come ha recentemente affermato la consigliera di opposizione De Zanna. Sulla pista da bob, condannata senza se e senza ma da Sinistra Italiana, Lorenzi sostiene che il cofinanziamento di 500.000 euro deliberato dalla provincia nel 2022 deve essere rispettato. Infine, la spinosa questione degli hotel. A meno di 2 anni dall'appuntamento olimpico mancano all'appello 1 migliaio di posti letto. Lorenzi a fine marzo ha sollecitato gli albergatori a rispettare gli impegni assunti. I cantieri aperti sono volti alla valorizzazione dell'offerta già presente sul territorio e la situazione è all'attenzione degli uffici competenti. Resta velata l'ipotesi che se non si dovesse trovare la quadra, CIO e Fondazione Milano Cortina potrebbero essere costretti a riconsiderare la distribuzione delle discipline sportive. Elisa Platini, manager e azionista della Deimos di Borgo Valbelluna, entra nel Consiglio Generale della Fondazione Cariverona su designazione del sindaco di Belluno. La nomina è stata ufficializzata nella seduta di ieri e mette fine alle polemiche che hanno tenuto banco anche durante l'ultimo Consiglio Comunale del capoluogo, quando l'opposizione ha chiesto il motivo per il quale il capoluogo era rimasto senza rappresentante nel Consiglio Generale della Fondazione Cariverona. Il sindaco De Pellegrin in questa seconda tornata di proposta indicato oltre alla designata anche i nomi di Alvisa Antinucci, Piera Arrigoni e Luciano da Pian. Ed è tornata, voltiamo decisamente pagina, nel cortile interno di Palazzo Piloni, sede della provincia, sia pur per poche ore, la Lancia Flavia, l'auto di rappresentanza dell'amministrazione provinciale per 2 anni, dal 1970 al 1972. Un evento davvero unico, straordinario per molti appassionati e curiosi. Volete immaginare l'auto del Presidente dentro? Eccola fiammante, la Lancia Flavia, l'auto che dal 1970 al 1972 fu il mezzo di rappresentanza della provincia di Belluno, allora retta dal presidente Giovanni Fontana. Oggi riverniciata nel suo colore originale grigio lancia, che negli anni 70 venne sostituito con il blu d'ordinanza, la Lancia Flavia è tornata per poche ore nel piazzale interno di Palazzo Piloni. Rappresenta uno spaccato della società dei primi anni 70, rappresenta un mondo che oggi non c'è più, l'auto blu del presidente, l'acquisto di una macchina importante da parte di un ente. È stato Franco Gidoni, presidente del circolo bellunese d'auto e moto d'epoca Berto Gidoni, a contattare l'attuale proprietario Mirko Cavallini di Salò, in provincia di Brescia, che acquistò la Lancia Flavia custodita in un deposito di gomme in via Vittorio Veneto a Belluno. Come una bella signora d'altri tempi, l'auto ha mantenuto intatte le sue caratteristiche che hanno attirato l'attenzione di appassionati e curiosi. Una macchina così oggi costerebbe attorno ai 60.000 euro, che sono cifre che il cittadino farebbe fatica a comprendere, che un ente per avere un'auto. Rappresenta un mondo che aveva l'autista, il presidente aveva l'autista, aveva un altro mezzo per gli assessori con un altro autista, quindi uno spaccato di una società degli anni 70 che oggi non c'è più. A testimoniare acquisto e vendita della Lancia Flavia gli originali delle delibere dell'epoca con il visto di approvazione della prefettura, il libretto che porta il nome del presidente Fontana. Alla breve ma significativa cerimonia c'erano il presidente Padrin e il sindaco di Belluno De Pellegrin, oltre al figlio dell'autista di Giovanni Fontana. La Flavia ha trovato casa nel Bresciano, in un luogo in cui ancora oggi si ricordano le partenze dei camion carichi di ferro necessario alla ricostruzione di Longarone nel post-Vajont. Ed è in fondo una storia che intreccia passato e presente e che ha nella memoria che si rinnova il suo filo conduttore. Da Belluno e Treviso è tutto anche per questa edizione, vi lascio le previsioni del tempo, buon sabato sera. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura.
Bentrovati al meteo. È un weekend movimentato dal punto di vista meteorologico. Un nuovo vortice ciclonico sfiora il nostro territorio causando una lieve instabilità. Vediamo il dettaglio di domenica 21 aprile. Sul Veneto fino al mattino cielo sereno o poco nuvoloso. A seguire possibili precipitazioni sui rilievi e localmente fin verso le zone limitrofe. Quota neve attorno ai 1100-1200 metri. Temperature con andamento irregolare, minime tra 3 e 8 gradi, massime comprese tra 13 e 17 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Inizialmente più sole, nel pomeriggio possibile qualche precipitazione a carattere sparso, tuttavia meno probabile sulle zone costiere. Temperature minime sui 4-6 gradi, massime intorno ai 14-16 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato inizialmente, poi possibili piogge, specie dal pomeriggio sera. Temperature minime sui 3 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.